Occorre un soggetto consapevole che porti in Europa il bene ricevuto a partire dalle proprie esperienze quotidiane. È il cuore dell'incontro organizzato da Comunione e Liberazione a Chiavari in vista delle elezioni europee. Sull'Europa, intervento del capo dello Stato Mattarella, intervistato dai media vaticani. Il vecchio continente, ha spiegato, deve recuperare lo spirito degli inizi e curarsi delle persone. Giornalisti umili, liberi e a servizio della verità, lo ha auspicato il Papa incontrando l'Associazione della Stampa Estera in Italia. In un mondo di fake news, ha detto, occorre non fare da megafono a chi urla più forte. Amministrative 2019. A Carasco c'è un solo candidato, il sindaco uscente Massimo Casaretto. Dovrà recarsi alle urne il 50% più 1 affinché l'elezione sia valida. Anche a Moconesi un solo candidato in lizza per la successione a Gabriele Trossarello. È Giovanni Dondero, vice sindaco uscente. Se non si raggiungerà il quorum, naturalmente il comune sarà commissariato. Sotto un cielo grigio sono esplosi i colori. Chiavari in Fiore ha conquistato il centro storico con la mostra Mercato di piante e attrezzi da giardinaggio. Tanti i curiosi tra i banchi. Buonasera a tutti, bentornati al telegiornale. In apertura parliamo dell'incontro che si è svolto a Chiavari, promosso da Comunione e Liberazione, un incontro d'ampio respiro in vista delle elezioni europee del 26 di maggio. Non si ricostituiscono i valori insistendo sui principi, ha sottolineato Michele Campiotti, membro del Consiglio di Presidenza nazionale di CL, perché la verità della vita, ha detto, si comunica nell'esperienza. Soltanto allora si potrà offrire il bene a tutti. C'eravamo anche noi, sentiamo. C'è bisogno di soggetti consapevoli in Europa che operino per il bene comune nel quotidiano a partire da un'esperienza di bene per sé, che incarni i valori e non li proclami solo a livello di idea. È quanto emerso nell'incontro organizzato da Comunione e Liberazione a Chiavari a partire dal volantino Una presenza al bisogno del mondo, diffuso in vista della tornata elettorale di fine maggio. Un bene come quello sperimentato dall'insegnante genovese Antonella Schirru, che ha affidato il proprio figlio autistico grave al centro Benedetto Acquarone, dopo aver pensato e ripensato a cosa poter fare per lui. E poi mi sono accorta che un'altra persona, che io non ho nemmeno conosciuto direttamente, come Donnando, aveva generato un luogo che per certi versi superava anche quello che io potevo escogitare. È un luogo che per me era familiare, perché la dinamica era quella, cioè di guardare queste persone e di vedere un bene in loro più grande. E questa apertura è quella del cuore di Donnando, che si ripete in quelli che lo hanno conosciuto e imitandolo seguono quello che anche lui seguiva. La politica come testimonianza di una vita cambiata è il racconto della studentessa Laura Andraghetti, che ha descritto gli incontri avvenuti in università a seguito di una iniziativa volta a mettere a tema il dolore per il crollo del Ponte Morandi. Quello che cambia non è una teoria politica, no? Ma è quello di incontrare una vita e che non ci permetta di andare a letto disperati. Parliamo della politica che ha come radice polis, cioè l'incontro del vivere, ciò che mi accade come bene per me, di dare la straripante ricchezza che mi ha raggiunto, il bene che tutti stanno aspettando. In tutta Europa si stanno moltiplicando iniziative come quella chiavarese. Abbiamo scoperto che effettivamente ciò che attende la gente per poter ripartire è un'esperienza viva, è qualcosa che vi faccia ancora capire che quello che porta nel cuore esiste, che la speranza che ha nel cuore esiste, e questo vale di più a rimettere in moto un uomo che qualsiasi vittoria elettorale. L'atteggiamento delle grandi potenze è purtroppo spesso ancora dettata da grossi scontri di potere, mentre sono convinto che nell'esperienza europea ci sia molto di più di questo. Un'esperienza particolarissima, di una ricchezza inesauribile. Noi che ne siamo i pronipoti dobbiamo volerne bene e cercare proprio di ricostruirla nella speranza di vederla rinascere sempre di più. La registrazione integrale dell'incontro andrà in onda domani sera alle ore 21:10 sul canale 15 di Telepace. I temi dell'Europa, ma anche del ruolo della Chiesa Cattolica e una lettura del Paese Italia in tutte le sue espressioni sono stati toccati in un'intervista rilasciata ai media vaticani dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ascoltiamo.
Anche se affiorano rumorosamente atteggiamenti di intolleranza, di aggressività, di chiusura alle esigenze altrui e bisogna evitare che certi fenomeni si saldino tra loro a livello internazionale, in Italia sono ancora prevalenti iniziative e comportamenti di grande solidarietà. Per questo, anche seguendo l'invito del Papa, è bene che il vecchio continente ritrovi lo spirito dei suoi fondatori. L'Europa deve recuperare lo spirito degli inizi, deve curarsi di più della sorte delle persone. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, nel corso di un'intervista a tutto campo con i media vaticani. Si sono generate, come dicono gli studiosi, periferie esistenziali non soltanto territoriali, ambiti di sofferenza e di disagio, frutto dello smarrimento che viene avvertito diffusamente. Smarrimento che è accentuato dal venir meno di soggetti aggreganti in vari versanti della società, dalle varie realtà associative ai partiti politici, o dalla loro diminuita capacità di attrazione e di rappresentanza. Il Capo dello Stato ha parlato delle relazioni ottime sotto ogni profilo tra Italia e Santa Sede, del ruolo della Chiesa Cattolica nel Paese, dell'importanza del dialogo tra le religioni per la pace nel mondo, in relazione alla dichiarazione di Abu Dhabi firmata da Francesco e dal grande imam Al-Azhar. La presenza della Chiesa italiana nella dimensione culturale, educativa, sociale è motivo di riconoscenza. Le innumerevoli iniziative di diocesi, parrocchie, realtà associative in favore dei più deboli, degli emarginati, di chi chiede ascolto o accoglienza, sono concrete e sono evidenti e costituiscono un richiamo costante all'esigenza di aiuto reciproco nella vita quotidiana per rafforzare la coesione della nostra comunità. Infine uno sguardo al Paese nel suo complesso, all'immagine che dà e alle realtà che in esso si vivono. L'immagine dell'Italia e l'opinione che se ne ha all'estero sono di gran lunga più positive di quanto noi nutriamo, spiega Mattarella, che aggiunge: Il nostro Paese è pieno di energie, comportamenti, iniziative, impegni positivi. Naturalmente, come ovunque, vi è anche ben altro, ma tra i piatti della bilancia è di gran lunga prevalente quello della generosità e del proprio dovere. E questo è un motivo per cui sono davvero riconoscente ai nostri concittadini. Rimaniamo in qualche modo in tema. Il Papa, incontrando questa mattina i membri dell'Associazione della Stampa Estera in Italia, ha invitato in un mondo di fake news a non fare da megafono a chi urla più forte. La sintesi nel servizio. In un tempo di troppe parole ostili e fake news è l'umiltà che rende liberi. Parlando ai 400 membri dell'Associazione Stampa Estera in Italia, il Papa spiega che l'umiltà è la caratteristica fondamentale della professione del giornalista. L'umiltà ti impedisce di smerciare il cibo avariato della disinformazione e ti invita ad offrire il pane buono della verità. Il giornalista umile è un giornalista libero. Libero dai condizionamenti, libero dai pregiudizi e per questo coraggioso. La libertà richiede coraggio. Francesco esorta a resistere alla tentazione di pubblicare una notizia non sufficientemente verificata e a farsi dominare dalla fretta, anzi invita a trovare il tempo necessario per capire, operando secondo verità e giustizia. Affinché la comunicazione sia davvero strumento per costruire, non per distruggere, per incontrarsi, non per scontrarsi, per dialogare, non per monologare, per orientare, non per disorientare, per capirsi, non per fraintendersi, per camminare in pace, non per seminare odio, per dare voce a chi non ha voce, non per fare da megafono a chi urla più forte. Infine, il pontefice invita a dare voce alle tante sofferenze del mondo, a stare dalla parte delle vittime e dei perseguitati e a raccontare il bene, anche se a volte fa più notizia al male. C'è un oceano sommerso di bene che merita di essere conosciuto e che dà forza alla nostra speranza. Cambiamo argomento, vediamo sul nostro territorio e apriamo la pagina dedicata alle amministrative 2019. Nel Tigullio ci sono due comuni che hanno un unico candidato a sindaco, Carasco e Moconesi. Iniziamo da Carasco, ci riprova il sindaco uscente Massimo Casaretto. Vediamo la scheda. A
Carasco il candidato a sindaco è uno, Massimo Casaretto. Nato a Chiavari il 21 aprile 1954, è sposato. Conseguita la licenza media inferiore è stato dipendente delle ferrovie, attualmente in pensione. Nel tempo libero è appassionato di sport, in particolare di calcio. Negli anni 70-90 è stato dirigente dell'Old Star Carasco e tifoso del Genoa e della Virtus Entella. È impegnato in comune a Carasco dal 1995, prima come consigliere di minoranza, sindaco dal 2014 ad oggi. Alle amministrative 2019 si candida appoggiato dalla lista Insieme per Carasco. Che appello rivolge ai cittadini di Carasco in vista della prossima consultazione elettorale, legata anche alla percentuale di affluenza alle urne? Perché insomma i cittadini di Carasco dovrebbero votarla. Mi dovrebbero votare perché in questi 5 anni l'amministrazione Casaretto ha fatto tantissimo nel programma che aveva impostato, è quasi riuscita a realizzare tutte le opere che ci siamo prefissati, e devono anche pensare che noi abbiamo avuto un'alluvione, che l'alluvione ci ha portato via come minimo 1 anno e mezzo di lavoro, di quello che noi ci eravamo prefissati. Siamo riusciti da un fallimento a chiudere l'iter della scuola del plesso scolastico, nella quale andremo a inserire la scuola dell'infanzia, che con l'iter siamo già a metà percorso, e non essendoci un'amministrazione per il prossimo quinquennio si andrebbe a perdere anche questo passaggio. A Moconesi adesso il candidato a sindaco alla successione di Gabriele Trossarello è il suo vice Giovanni Dondero, appoggiato dalla lista Insieme per Moconesi. Vediamo. A Moconesi c'è un unico candidato a sindaco, Giovanni Dondero. Nato a Chiavari il 14 luglio 1975, è laureato in ingegneria e svolge attività come dipendente RINA. È appassionato di sci, calcio e lettura. È vice sindaco a Moconesi dal 2009. Alle amministrative 2019 si candida a sindaco sostenuto dalla lista Insieme per Moconesi. Perché i cittadini di Moconesi dovrebbero darvi fiducia? Perché la lista Insieme per Moconesi, che sostiene la mia candidatura a sindaco, è formata da persone per bene che vogliono mettere a disposizione la propria passione, le proprie capacità e le proprie competenze per il piacere di lavorare per la cosa pubblica e il bene comune. Perché noi vogliamo continuare l'azione amministrativa già intrapresa dalla Giunta Trossarello, con numerose opere già realizzate sul territorio comunale. Le completeremo quelle in corso e ne abbiamo in programma di nuove in tutte le frazioni del comune. Per superare il quorum, che è l'obiettivo di queste elezioni essendo lista unica, e quindi scongiurare l'ipotesi di commissariamento, che comporterebbe un serio problema di congelamento di tutte le attività di programmazione e sviluppo delle iniziative sul territorio comunale, e la possibilità di perdere dei finanziamenti, in particolare quello della scuola elementare di Ferrada. Quindi noi ci approcciamo a queste nuove elezioni con la grande determinazione e con la convinzione e l'ottimismo di avere tutte le carte in regola per poter giocare e vincere questa partita, perché Moconesi merita il proprio sindaco, merita di eleggere il proprio consiglio comunale per continuare l'opera di rilancio del nostro comune. In entrambi i comuni la votazione sarà valida se si recheranno alle urne il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non verrà raggiunto il quorum, i comuni saranno commissariati. Telepace, lo ricordo in chiusura di questa pagina, dedica uno spazio informativo speciale sulle amministrative 2019. Gli appuntamenti sono su Telepace 2 al canale 85 alle ore 18, su Telepace 3 al canale 115 alle 21.35, alle 8 del mattino e alle 15, su Telepace News, canale 187, alle 13.30 circa, alle 20.05 e alle 23. Oggi l'approfondimento è sui comuni di Lumarzo e Ne.
Stanno per iniziare a Lavagna i lavori di manutenzione del sottopassaggio che collega Piazza della Libertà a Piazza Milano. Oltre alla pulizia delle pareti e al ripristino degli intonaci danneggiati, saranno risistemate e tinteggiate le ringhiere. I lavori costeranno 13.000 euro circa. Sempre a Lavagna saranno asfaltati alcuni tratti di via Suea. Ad oggi la sede stradale presenta numerose buche e sconnessioni che si sono create in seguito al passaggio sottostrada di nuove tubazioni dell'acquedotto. Durante i lavori sarà garantito il transito veicolare in sicurezza. Il costo complessivo dell'opera ammonta a 7.800 euro circa. Ora la cronaca, una donna di 32 anni che vive a Cavi è stata arrestata dai carabinieri per detenzione illecita di stupefacenti. Nella sua casa i militari di Lavagna, che hanno operato insieme ai carabinieri di Chiavari, hanno trovato 53 grammi di eroina e 15 di hashish, in parte già confezionate in dosi, oltre ad un bilancino di precisione. La donna, che aveva già precedenti alle spalle, nel corso dell'operazione ha colpito in volto uno dei carabinieri, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Pertanto è stata denunciata anche per resistenza a pubblico ufficiale. E poi un 74enne di Neirone è stato denunciato per furto. L'uomo ha portato via da un circolo ricreativo e da un'abitazione privata addobbi floreali, piante e fiori. L'uomo è stato querelato da 2 persone. La denuncia è scattata al termine degli accertamenti condotti dai carabinieri di Cicagna. Cambiamo argomento. Nonostante la pioggia si sta svolgendo regolarmente Chiavari in fiore, la mostra a mercato di prodotti florovivaistici che sta attirando nel centro storico chiavarese decine di visitatori alla ricerca di piante ricercate e del consiglio giusto per balconi e terrazzi colorati e ricchi di piante anche in vista della bella stagione. Si replica nella giornata di domani, domenica. Andiamo a vedere com'è andata oggi. Cosa sono questi fiori? Queste qua sono salvie da fiore che ci sono in un sacco di colorazioni che ultimamente vanno molto di moda perché nei giardini diventano grandi e fioriscono a lungo e quindi sono molto apprezzate da tutti. Diciamo. Si possono piantare, questa è la stagione? Sì, ora è la stagione, rimangono fiorite finché non viene freddo. E i colori? I colori possono essere questo, diciamo, blu cobalto, poi sono rosse, gialle, bianche, varie cose anche differenti di foglie più grandi, foglie più piccole. Questo tempo influisce? Diciamo, non pensavo ci fosse così movimento, perché per essere questo tempo, se rimanesse così ci mettiamo la firma, insomma. È il fiore della stagione di adesso? Ma guardi, ce n'è talmente tanti, sono dalle begonie piccoline compatte alle surfinie variegate, alle piante che sono 3 tale insieme con i colori misti che fanno un'esplosione di colori. La gente cosa preferisce? Le novità, le cose strane, ma anche le piante della tradizione come le zinnie e le begonie bulbose. Abbiamo delle nuove guinee stupende, bellissime, piante da ombra che fioriscono tantissimo. E sono quelle lì, quelle rosse, bianche e altri colori. Insieme alle nuove guinee ci sono anche dei gerani che quest'anno veramente sono cresciuti benissimo, questi li coltiviamo in serra. E gerani è sempre la tradizione bella, no? La tradizione. Allora, per fare un bel giardino, un bel balcone, gerani e ciclamini li riempiono tutto l'anno, quindi non devono mancare. Poi a quelli si associano tante altre piante che fanno colore e rendono piacevole il balcone. Che piante abbiamo alle spalle? Allora, questo è un Acherum palmatum giapponese, perde la foglia, è un po' più difficile da vedere in giro, nel senso perché non tutti i giardini, non tutti i vivai ce l'hanno, perché è una pianta un po' più ricercata. Dall'albero passiamo ai fiori, le rose, quest'anno come sono? Le rose bene, sono molto belle, hanno preso pochi parassiti, sono fiorite nel momento giusto della Chiavari in fiore. Però quest'acqua, questo tempo tiene tutto in umidità. Per qualcosa è stato peggio perché poi è venuto caldo, poi freddo, quindi certe piante hanno sofferto. Magari qualcuno ha messo fuori delle piante da caldo già da primavera, poi è venuto un po' di freddo, quindi qualcosa ha sofferto. Però poi tutte le piogge con le concimazioni è il momento perfetto.
Domenica e lunedì all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante andrà in scena Mare e Mosto, le vigne sospese, la manifestazione sul vino, sull'olio e sui sapori del territorio ligure. Organizzata da AIS Liguria, la quinta edizione conta più di 80 produttori di vino e olio liguri. Ospite nazionale sarà il consorzio Altalanga, che presenzierà durante i 2 giorni con 25 aziende, mentre ospite tecnico sarà l'antica fornace di Montecchio, azienda produttrice di vasi vinari in terracotta. Ma ascoltiamo l'intervista di presentazione. Protagonisti l'olio e il vino delle nostre terre e non solo. Certamente, in questi oltre 80 produttori abbiamo alcuni produttori proprio che fanno esclusivamente olio extravergine d'oliva DOP Riviera Ligure, abbiamo la parte principale di produttori a coprire da Ponente a Levante tutte le denominazioni della nostra regione e tra questi anche produttori che oltre al vino producono appunto anche l'olio, e a questo riguardo ci saranno anche approfondimenti, seminari, degustazioni sia rivolte al vino principalmente ma anche rivolte all'olio. Una novità è quella della gastronomia, entra di forza i piatti, i cocktail abbinati appunto a questi 2 prodotti. Certamente, a parte la possibilità che ci sarà nei 2 giorni all'interno della manifestazione di degustare alcuni prodotti sempre riconducibili al nostro territorio che verranno proposti all'interno di Mare Mosto, abbiamo voluto coinvolgere attraverso Ascom Confcommercio, FEPAG, le strutture di Genova e provincia, quindi abbiamo tutta una serie di ristoranti, e questo può essere visto sul nostro sito aisliguria.it, che sono stati coinvolti in un concorso, da un lato un piatto del territorio abbinato a un vino del territorio, il piatto Mare Mosto, piatto di vino, e dall'altra parte il cocktail Mare Mosto. La peculiarità è che sia per il piatto che per il cocktail abbiamo voluto vincolare l'esecuzione degli stessi all'utilizzo da un lato di almeno 3 ingredienti che vengono estrapolati dall'elenco degli ingredienti tipici liguri che rientra nell'elenco di Liguria Gourmet, dall'altra parte con il consiglio del distretto florovivaistico abbiamo segnalato 11 erbe aromatiche, tra le quali i bar hanno potuto scegliere una erba aromatica con cui confezionare questo cocktail. La location si conferma quella dell'Annunziata, quindi anche in caso di meteo poco favorevole la manifestazione si svolgerà regolarmente. Sì, ci siamo organizzati con una tensostruttura importante che verrà pavimentata nella parte esterna, dove andremo a collocare una parte di food e cercheremo di ubicare all'interno di tutte le sale a disposizione dell'Annunziata tutti i produttori, onde evitare disagi naturalmente legati al maltempo. Siamo così agli appuntamenti. Intanto ricordiamo che a causa del maltempo sono state annullate le visite guidate tra Borzone e San Martino di Licciorno promosse dal FAI per questo fine settimana. Gli organizzatori hanno rinviato tutto all'ultimo weekend di settembre, in occasione della festa che si terrà a Sopra la Croce e dal titolo Medioevo e Mistero a San Martino di Licciorno. Ed è stata rinviata invece a domenica 26 maggio la festa della Santa Croce al Passo della Crocetta, che avrebbe dovuto svolgersi domani. Il programma, a cura della parrocchia di San Maurizio di Monti, resta confermato con il pranzo alle 12 e dalle 18 la messa nella Cappella della Crocetta. Ora vediamo invece tutti gli altri appuntamenti in programma per la giornata di domani e di lunedì. Appuntamenti in agenda per domenica 19 maggio. Dalle 8.30 alle 12.30 in piazza Matteotti a Chiavari sarà presente l'autoemoteca dell'Avis per una raccolta straordinaria di sangue. Dalle 10 alle 18 nell'area verde Sandro Pertini di Innè si terrà lo Svuota Cantine, il mercatino del riuso, con scambio e cessione di oggetti non più utilizzati. Cantamaggio al Parco delle Fontanine di Rapallo, l'inizio alle 14.30, un pomeriggio tra gioco e musica sperando nell'arrivo della bella stagione. Ultimo incontro del Laboratorio della Fede promosso dalla Diocesi. Alle 15 visita alla chiesa di San Martino di Licciorno, l'antica parrocchiale sulla Via del Sale a Prato Sopra la Croce. Le guide saranno Roberto Spinetto e Alessandra Molinari. Il mulino di Belpiano Rapria apre le porte ai visitatori. L'iniziativa si terrà dalle 15 alle 18 in occasione della 7ª edizione delle Giornate Europee dei Mulini Storici. Alle 16, nella Sala Albino della Biblioteca di Lavagna, sarà inaugurata la mostra dei lavori realizzati dai docenti e dagli allievi dell'Uni3, l'Università delle Tre Età. La voce dei grilli è il titolo della commedia che la compagnia sinistra porterà in scena alle 16 nel teatrino della parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa a Lavagna. Saranno raccolte offerte per la missione diocesana a Cuba.
Saggio degli studenti della scuola di musica alle 17 all'auditorium della Filarmonica di Chiavari. L'iniziativa fa parte del ciclo Primavera Concerti. Ancora un giorno di libri e incontri letterari a Sesti Levante. Alle 16 sarà presentato il progetto Giovani di NPS Edizioni per avvicinare i ragazzi alla lettura. Alle 18 Romance in Baia a cura di Panesi Edizioni. Il tutto nella sede della Lega Navale in via Portobello. Appuntamenti in agenda per lunedì 20 maggio. Per i corsi di cultura di Chiavari alle 16, nella sala Livellare di Via del Pino, Gianluca Lizza terrà una lezione sul tema Giovani artisti, Michele De Robertis e Davide Tavino, i luoghi dell'anima. Nuovo incontro all'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 a Villa Quairolo Marco Del Pino approfondirà l'argomento Mario Soldati, eterno sognatore. E infine, incontro di formazione per docenti e genitori all'Istituto Natta De Ambrosis di Sesti Levante. Sul tavolo i problemi legati alle dinamiche relazionali tipiche dell'età evolutiva. Il via alle 16 nell'aula magna della scuola. Ancora 2 appuntamenti, intanto ricordo che domani, domenica, festa della Madonna di Loreto al Santuario di Masso con la partecipazione di Don Luigi Olivieri. Alle 6:30 partirà il pellegrinaggio a piedi dalla nuova edicola della Madonna sino al Santuario. Alle 8 sarà celebrata la messa, alle 10:30 poi ci sarà la messa solenne. Nel pomeriggio alle 16:30 i Vespri, cui seguirà la processione e infine la benedizione eucaristica. Lunedì 20 maggio le messe saranno alle 10 e alle 16. Dopo la celebrazione eucaristica delle 16 ci sarà la processione con l'Eucaristia sino alla chiesa parrocchiale di San Michele. Sempre domani, a partire dalle 12:30, al Parco Bruno Monti di Sesti Levante si svolgerà la 6ª edizione dell'ormai tradizionale Pranzo dei Vicini. Rappresenta un'occasione per gli abitanti del quartiere di ritrovarsi per condividere il pasto domenicale. Il quartiere della Lavagnina si caratterizza per la presenza di un parco ricco di attività, con volontari che offrono il loro tempo per renderlo vivo, un centro giovani e culturale come Casette Rosse e un teatro. L'invito è aperto a tutti, chiunque potrà portare un secondo da condividere con gli altri e il dolce per partecipare alla gara di torte. Per l'occasione lo chef Alessandro Dentone offrirà il condimento per il primo piatto. La giornata proseguirà anche dopo pranzo con musica, laboratori e giochi per bambini, tornei di calcio e pallavolo. Chiudiamo la pagina dedicata agli appuntamenti, naturalmente domani occorrerà verificare le condizioni meteorologiche e passiamo così allo sport. A Chiavari si sta svolgendo la 2ª edizione della X-Yacht Med Cup, la regata evento organizzata da Yacht Club e Lega Navale Italiana di Chiavari e Lavagna. Una trentina le imbarcazioni ospitate. Sentiamo. Si va a concludere questa prima fase delle regate organizzate dallo Yacht Club Chiavari. Qual è l'evento che sarà ospitato nel fine settimana? Nel fine settimana ospitiamo la X-Yacht Med Cup, che è una regata riservata alle imbarcazioni del cantiere X, cantiere danese, e si svolgerà nell'arco del Golfo del Tiguglio. Saranno bastoni o triangoli e sono le classi Orc, Irk e Crociera. È una regata che si svolge per il 2º anno nelle acque del Tiguglio ed è una regata di un certo prestigio, nel senso che la X Yacht è un grande produttore di imbarcazioni e a noi fa molto piacere organizzare a mare e a terra questo evento. Qual è la particolarità di questa regata? Il nostro cantiere, che è attivo ormai da 40 anni, è un cantiere straniero. Le imbarcazioni sono prodotte in Danimarca e sono imbarcazioni di un'elevata a vela, di elevata qualità e molto performanti, per cui amiamo coccolare i nostri clienti ed armatori proponendo loro un evento, un raduno, regata, in modo che possano cimentarsi in una competizione velica e passare un weekend con eventi social all'interno di questo bellissimo Golfo del Tiguglio, dove noi operiamo ormai da tanti anni. Questa è la 2ª edizione? Questa Med Cup è la 2ª edizione, dopo quella dell'anno scorso, sempre avvenuta all'interno del Golfo del Tiguglio con lo Yacht Club di Chiavari e la Lega Navale. E sì, è la 2ª edizione e l'intento è quello di cercare di portare avanti questi eventi negli anni futuri, in modo da dare continuità e far sì che anche il numero dei partecipanti, che oggi vede più di 20 barche, possa crescere. Con questo evento si conclude questa prima tranche di regate organizzate dallo Yacht Club Chiavari. Andate in vacanza o comunque vi state preparando già all'autunno?
Diciamo che chiudiamo la prima fase delle nostre regate, ci prepariamo adesso già per tutto il periodo della scuola vela estiva e iniziamo già a preparare le regate dell'autunno, ossia la Memorial Gavino, la Coppa dall'Orso e la regata sociale, che saranno a settembre e ottobre. Bene, siamo giunti al termine del nostro telegiornale, grazie per averci seguito. Noi torniamo in diretta lunedì alle 7:30 con il Buongiorno di Telepace condotto da Marco Revello. Buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti, arrivederci.